non dico preoccupato, volevo capire perché invidia Di Lorenzo la sua mentalità che tu non hai ancora, che cosa vuol dire? Perché deve crescere sotto No, questo no, punto no, di fai vista. parlare lui, No, no, voglio faccio dire, parlare la tua mentalità, cioè che cosa, perché dici, la sua mentalità, quindi tu come ragazzo rispetto a lui che è già più affermato di te, guardandolo a tutto tondo, vivendoli vicino, gli riconosci una mentalità che a te manca. Fammi capire che No, cosa. cioè mentalità nel senso magari cattiveria in campo che anch'io ancora devo imparare, non che... E allora ti consiglio Il maestro di è buono, il maestro è perché buono. la cattiveria, ma la mentalità, se tu non avessi la mentalità di Lorenzo, io direi che tu non potresti fare il giocatore in Serie A, perché la mentalità che ha Di Lorenzo è quella che devono avere tutti quelli che arrivano a fare i calciatori. Quindi è un ottimo maestro Di Lorenzo Lavoro, Mazzanoli. sacrificio, non tirarsi mai indietro, lavorare senza dire una parola, anche se si lavora doppio, questo è quello che credo che abbia portato poi tutti quanti voi a riconoscere in Di Lorenzo un capitano, uno che viene dalla gavetta, che forse rispetto a te che ne hai fatta meno non è una colpa, ecco tu li vedi qualcosa, ma deve essere quello che devono avere E i l'obiettivo ragazzi deve essere per quello. arrivare a fare i calciatori. Se manca quello non potevi fare i calciatori. Grande, Zanoli non ci manca. Fabio, una domanda per